La baronessa di Carini è una delle prime creature del nostro autore siciliano Tony Cucchiara, che nel 1980 la crea e la mette in scena con quello che fu la maestosa struttura del Teatro Stabile di Catania. La compagnia CAF di Accicatena quest'anno la mette in scena e mi dà la possibilità di poter giocare con gli attori e a fare il regista. Il cast di questo musical è molto folto perché non ci saranno doppi ruoli per scelta mia. Ogni attore, ogni ballerino avrà il proprio ruolo e parteciperà in modo unico, esclusivo in questo spettacolo. Il tutto si svolge nel Cinquecento, tratta di una giovane donna che a 14 anni viene promessa sposa e poi perché si innamora del Vernagallo, forse è stata sempre innamorata del Vernagallo, costretta a tradire il marito. E qui la leggenda narra di un padre che per lavare l'onta del disonore la uccide. Cosa dire? L'inferno che è presente nella baronessa di Carini, più che inferno io la rappresento come le fiamme della baronessa di Carini non sono le fiamme dell'inferno, le fiamme della dannazione, ma sono le fiamme della passione, tant'è vero che per questa passione il Vernagallo raggiunge la baronessa di Carini all'inferno. Il paradiso è una grande ironia, una metafora di quello che è la presenza della religione in tutta la nostra tradizione siciliana e in quella teatrale. Cosa aggiungere? Io ho sempre detto, da quando la CAF si affida a questo gioco e mi affida a questo gioco, che per me il teatro, appunto, come ho detto più volte, dall'inglese play theatre, si dice così, no? Dicono così quelli importanti. E dunque per me il teatro è un gioco, il gioco dei grandi, e c'è chi gioca a fare l'attore, c'è chi gioca a fare il regista. Noi insieme, alla squadra della CAF, Todos, come mi suggerisce l'operatore, tutti insieme, faremo sì che questo sogno, il mio sogno di mettere in scena questa rappresentazione, dopo tanti anni finalmente la CAF può mettere in scena questo musical, perché ormai il cast, il vivaio artistico della CAF è pronta, abbiamo tutti, abbiamo i giovani, abbiamo gli anziani, e dunque ad maiora a tutti, grazie ufficialmente a tutta la compagnia, a tutti gli attori e a tutto il cast che mi ha dato la possibilità di poter giocare e fare il regista. Uniti, siamo uniti. La baronessa di Carini è stato con entusiasmo accettato al 99% delle persone che sono nell'associazione CAF. Io sono stato contentissimo perché ho visto un entusiasmo, soprattutto del gruppo giovanile, di quest'opera, che dopo esattamente 20 anni ritorniamo a fare un'opera di Tony Cucchiara. La prima l'avevamo fatta nel 1994 ed è stata un successone.
La baronessa di Carini per me è la tappa che qualsiasi attore amatoriale, per quanto mi riguarda, è la tappa che ho da sempre voluto raggiungere. Una volta raggiunto questo, come si suol dire, posso appendere il copione al chiodo. Grazie. Allora, come presidente della CAF sono contenta dello spettacolo che stiamo preparando. È un'altra sfida che facciamo a noi stessi. E la baronessa di Carini è famosa almeno a livello nazionale, non dico tutto il mondo, ma è famosa e conosciuta da tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutte, ci stiamo divertendo a farla e l'obiettivo è farvi divertire, anche se è una commedia non proprio divertente, però diciamo, fra canti, balli e recitazione sono sicura che sarà un successo come sempre. Grazie. Ho fatto molti spettacoli, però questo della baronessa è una cosa che mi prende dentro, anche perché sono stato scelto dal regista Giovanni per la prima volta e mi sono convinto di dare il massimo, anche nel ruolo che è molto importante per me. San Pietro per me è un pochettino difficoltoso, nel senso, prima di tutto ho un fastidio enorme con questa crescita di barba, che se la sto voluta fare apposta naturale. Poi c'è un po' di difficoltà, non essendo un attore professionista, nel linguaggio. Trovo un pochettino difficoltoso imparare il linguaggio, quello vero, della baronessa di Carini. Ce la metterò tutta. La baronessa di Carini. C'è stata una sera un amico che mi ha detto: è fatta, si può fare. Io gli ho detto: non lo so, vedremo, però in ogni caso sono con te. E infatti sono qua. Ce la faremo. Io, vabbè, per me non è la prima volta che recito, però sono contenta perché finalmente stiamo facendo un musical, una cosa nuova, tutti quanti insieme, una bella esperienza. E per me è come se, anche se ritorniamo nel palco ci siamo sempre, è come se sembra la prima volta. Per me invece è la prima volta e sono emozionata. Quando Mazzi mi ha detto che mi avevano preso, ho fatto un macello a casa, però sì. E sarà bellissimo, mi sto divertendo un sacco. E sto conoscendo anche nuove persone. E devo dire che cosa? Grazie a chi? Grazie Giovanni! Grazie Giovanni. Anch'io mi sto crescendo la barba. Cosa dire? Sono onorato di poter partecipare a questo meraviglioso musical. Sono uno dei più anziani della compagnia e sto vedendo moltissimo entusiasmo in tutti i componenti della nostra associazione. Sono felice e spero che tutto vada nel miglior modo possibile. Cosa dire della baronessa di Carini? Uno spettacolo non solo bello, non solo completo, ecco, perché stiamo unendo la recitazione, il ballo, il canto, ma è soprattutto bello perché siamo tutti insieme, è quasi tutta la compagnia e non c'è cosa più bella, essere tutti insieme. E il pomeriggio non vedo l'ora di venire qui. Noi tutti sappiamo, come gruppo, che a Giovanni Pulvirenti, nonché attore e regista in questa commedia, piacciono molto le sfide. Lui sta provando con noi a vincere questa sfida e noi ce la mettiamo tutta per ottenere il risultato che sempre ha ottenuto la CAF. Grazie. Beh, cosa devo dire? Io sono stato chiamato da voi tutti, da Giovanni in particolar modo, e mi ha chiesto se avevo il piacere di partecipare a questo spettacolo come fonico. Come dire no? Come dire no? È un immenso piacere, anche per tutte le vicissitudini che abbiamo passato positivamente e negativamente nella CAF. Quindi la baronessa di Carini, come dicevi prima tu, è uno spettacolo che è fortemente sentito dalla CAF. Quindi ci auguriamo che questo spettacolo possa essere lo spunto e il trampolino di lancio, non per la CAF che già è abbastanza lanciata e mi auguro che non finisca mai, però debba essere il trampolino di lancio per una serie di spettacoli di spessore diverso. Quindi auguriamoci noi tutti che questo spettacolo riesca al 100% e di questo sicuramente ne sono già certo.
Il musical è una cosa che mi piace tanto, spero che andrà tutto bene e che avrò anche un futuro. Ciao! Mi allaccio a Rossella dicendo che è uno spettacolo in cui si concentrano tantissime emozioni e tutte le nostre potenzialità artistiche. Venite! Siamo molto lieti di assistere alla Baronessa di Carini, anche se non facciamo una delle parti migliori. Facciamo dei protagonisti, ma soltanto l'impegno conta. Allora, noi facciamo parte del corpo di ballo e non essendo nessuno dei membri ballerini professionisti, diciamo che stiamo trovando qualche piccola difficoltà, ma nonostante tutto cercheremo di dare il nostro meglio. Ringraziamo Giovanni Pulvirenti per la fiducia che ci ha dato e la nostra coreografa che ci segue assiduamente, Lorena Amico. Buona visione! Anche a me piace molto fare parte di un teatro, è il secondo teatro che faccio grazie a Giovanni Pulvirenti. Salve a tutti, sono molto contento di far parte di questo cast di Giovanni Pulvirenti della Baronessa di Carini e vorrei augurare a tutti noi tanta merda. Grazie. La Baronessa di Carini è stato uno spettacolo molto ma molto desiderato, ma da lungo tempo. Finalmente si sono aperti i cieli, finalmente dico, perché ci dobbiamo divertire. Questo è uno spettacolo di divertimento, specialmente fra di noi. Io sono uno dei più vecchi, anzi il più vecchio ora in questi momenti, e mi sento rallegrato. Hanno voluto anche la mia presenza, che io faccio la morte. Se non fanno bene, con un colpo di faccia me le tiro tutti. Che dire, la Baronessa di Carini è la mia prima comparsa sul palco del teatro. Una bellissima esperienza che spero mi porti dei grandissimi passaggi al teatro, perché questa è la mia aspirazione. Grazie, felice di essere con voi, è sempre onore stare al vostro fianco. Madonna, io stasera ci sono le prove del musical, quanto mi secco. Mi secco, ma stiamo scherzando? Io mi sballo la vita a queste prove, ci divertiamo da morire e se noi ci divertiamo a provare, figuriamoci quanto voi vi potete, tra virgolette, divertire o comunque vi potrà piacere il nostro spettacolo. Ciao! È una bellissima produzione e io sono orgoglioso di partecipare perché ci dà, come dire, un momento di comunione, di attività, è una cosa veramente molto molto interessante. Grazie CAF per quello che possiamo fare. La Baronessa di Carini è la mia prima vera esperienza sotto forma di teatro e ritengo che sia un'esperienza davvero fantastica, emozionante e non vedo l'ora di andare in scena. Dunque, una domanda importante, un attore importante, la sensazione in questo spettacolo, cosa sta provando? La Baronessa di Carini è molto emozionante e bella, cioè consiglio di provarla. Ma la consigli al pubblico o agli attori? Al pubblico. E agli attori cosa consigli? Consiglio di studiare meglio così sarà uno spettacolo molto, molto bello. Sei soddisfatto? Sì, molto.